Al via stamani le giornate della Fondazione Empedocle, appuntamento giunto alla sua 8ª edizione, che vedrà per 4 giorni tante iniziative culturali che interessano i vari luoghi della nostra città. Stamani il debutto al Teatro Pirandello con l'incontro con la scrittrice Andrea Marcolongo, autrice del libro La lingua geniale, che ha dialogato con gli studenti, e la rappresentazione teatrale di Medea, curata da alcuni alunni dello stesso liceo Empedocle. L'ottava giornata è l'8ª edizione delle giornate della Fondazione Empedocle, che ha per titolo quest'anno Le porte scee, il senso del limite, inizia dal Teatro Pirandello anche a seguito della grande richiesta di partecipazione che abbiamo registrato da parte dei nostri studenti per questa giornata inaugurale, che vede oggi la presenza della scrittrice Andrea Marcolongo, autrice di importanti pubblicazioni che sono anche diventati dei best seller, dalla lingua geniale, noto al grande pubblico, alla misura eroica, ad altre pubblicazioni che ha anche preannunciato oggi in questa mattinata di incontro con i ragazzi. All'incontro al Teatro Pirandello farà seguito un altro momento, un altro incontro al Cinema Astor, perché solo in questo modo abbiamo dato a tutti i ragazzi la possibilità di partecipare. Il programma che segue nell'arco delle giornate che si svolgeranno appunto fino a sabato sviluppa un tema estremamente interessante, profondo, che parte da una riflessione sul sesto libro dell'Iliade, in modo particolare il saluto di Ettore Andromaca sulle porte scee, per offrire l'occasione per un'ampia riflessione di carattere interdisciplinare sul senso e sul significato del limite, un termine che noi troviamo espresso in testi letterari, filosofici, ma che si arricchisce anche di una valenza e di una connotazione storico-culturale, ma anche giuridica, e quindi queste giornate rappresentano proprio un viaggio per esplorare la vastità, l'ambivalenza, la profondità e la pregnanza di questo termine, di questo significato, oggi quanto mai attuale se pensiamo in fondo che la società e il tempo in cui viviamo è proprio quella dove i limiti sono in qualche modo superati, per una società aperta, per una società pronta ad accogliere, per una società dagli ampi orizzonti. Sono incantata questa mattina qui ad Agrigento, in cui chiudo dopo 1 anno e mezzo per l'Italia la tournée del mio secondo libro, La misura eroica, in attesa del nuovo libro che sta uscendo tra 2 settimane, e non potrei chiuderla nella maniera migliore. 800 ragazzi nell'ambito di un ciclo di incontri dedicati alla bellezza del classico, dello studio delle lingue classiche, che è ciò che cerco di fare con i miei libri, raccontare la meraviglia dell'antico senza lamentarci delle minacce di cui è assediato. Loro, i ragazzi, sono vivi, brillanti, in gamba la più grande possibilità, opportunità che ha l'Italia, quindi per me è un onore essere qua. Un bel interscambio, che è un travaso di idee tra giovani e lei. Dico sempre che senza i ragazzi non potrei mai scrivere libri e non avrei questa emozione nell'incontrarli. Che messaggio lancia brevemente nel suo libro? Lancio il messaggio, questo ciclo di incontri è dedicato al senso del limite. Lancio il messaggio che siamo noi a stabilire i perimetri del mondo in cui vogliamo muoverci.